uno Stato sovrano. Un'azione inqualificabile, un'azione che non può trovare giustificazione, grave. Era decenni che la Russia non attaccava un paese sovrano, e questo soltanto perché l'Ucraina è importante strategicamente e geopoliticamente. Oggi noi siamo qui per protestare contro la guerra, giustamente preoccupati per non farci portare e non farci trascinare in una guerra. E questa piazza è importante perché ci deve aiutare a riflettere sul fatto che oggi nel mondo non esiste solo la guerra in Ucraina, esistono 900 guerre. E ci deve portare a riflettere sul fatto che in queste 900 guerre si utilizzano le bombe prodotte, gli armamenti prodotti in Europa, e dove l'Europa è molto spesso principale protagonista. Ci deve aiutare a riflettere che la pace e la guerra non si combatte la guerra producendo armi con la corsa agli armamenti. La pace non si costruisce neppure con l'espansione ad est della NATO. Non è possibile, perché questo crea le condizioni per creare uno stato di tensione, e bisogna guardare quelle che sono le condizioni politiche che hanno creato questo stato di cose. Non è vero che non ci sono delle ragioni, ci sono sempre delle ragioni quando scoppia una guerra, e le ragioni sono perché i territori vengono contesi dalle superpotenze, dagli imperialismi che sono quello russo e quello statunitense e anche quello europeo, e bisogna dirlo chiaro e tondo. La riflessione che dobbiamo fare qua oggi è importante anche combattere contro la richiesta delle sanzioni alla Russia, perché le sanzioni sono anche questo un atto di guerra che colpiscono le popolazioni, colpiscono i civili. Non dobbiamo cadere nella trappola, nella polarizzazione dello scontro. Questo è un errore. Oggi essere anti-imperialisti in Sardegna significa combattere anche contro la NATO, che rappresenta